Comincia il fuoco, verso alpini sulla via monte vista per venire a conquistare. Ho perduto tanti compagni, tutti i giorni sui vent'anni, la sua vita non torna più. Colonnello che piangeva a vedere tanto macello, fatti coraggio alpino bello, che l'onore per te sarà. Fatti coraggio alpino Picchetto d'onore! Attenti! Presenta! Shop! Onori ai caduti!
Picchetto d'onore. O Signore, Dio di bontà e Padre di misericordia, accogli la preghiera che noi fiduciosi ti rivolgiamo. O Cristo, Principe della pace, che versasti il tuo sangue per la redenzione degli uomini, per il sacrificio cruento dei nostri eroi caduti nell'adempimento del loro dovere in terra, in mare e in cielo, per la fede, per la speranza e per l'amore che li animarono a morire, dona loro la corona di gloria, a noi la pace, all'Italia la prosperità. Fa che sia accolto il grido del loro sangue, affinché dall'odio fiorisca l'amore, perché essi caddero senza egoismo, santificando così il loro sacrificio offerto a te, o Dio padrone della vita e della morte, in unione col sacrificio del tuo Figlio divino. Vergine Santa, consolatrice di ogni umana sofferenza, avvalora con la tua intercessione le nostre preghiere. A voi, eroi, caduti di tutte le guerre, il profumo delle nostre preghiere, la carezza del nostro ricordo. Amen. Picchetto d'onore. Piccolo. Andiamo e Aurelio Manfredi. Ora al mio plotone, che dopo il vado che risorse ero forte ancora di una cinquantina di uomini, in seguito alle perdite subite nel contrattacco presso il ponte di Lucinico e nell'ultimo scontro di Gorizia, è ridotto solo a una trentina di fatti. Pertanto, benché immensa sia la gioia di trovarmi primo e col mio plotone in Gorizia, prudenza mi consiglia di non insistere nell'inseguimento per non correre il pericolo di restare tagliato fuori, ma soprattutto perché devo portare a termine due importanti compiti. Il primo, segnalare a quei nostri reparti che hanno già attraversato l'Isonzo e che si trovano tra il ponte della Rotabile e la stazione, che la via per entrare in Gorizia è ora qui libera. Il secondo compito, compiere l'atto tanto atteso da tutti, innalzare la prima bandiera italiana in Gorizia italiana. Ritorno quindi verso la stazione, ora completamente sgombra di nemici. Appostati i miei uomini nell'ampio piazzale che si trova davanti alla stazione, vi porto sul terrapieno dove scorrono alcuni binari in parte sconvolti dalle granate, con l'intenzione di far avanzare gli uomini di Ferrazzo
che erano rimasti apposti verso il ciglio del terrapieno stesso, al di là del reticolato. Con mezzi di fortuna provvediamo subito ad aprire un varco, poi dall'alto del terrapieno, servendovi della via bandiera, segnalo ai nostri che la via per entrare in Gorizia è ora libera. Ritornando tra i miei fanti sul piazzale, posso finalmente innalzare la bandiera italiana in Gorizia e mantenere così la promessa fatta a Cormons qualche giorno fa. Nel piazzale si trova una villetta carina, ancora in buone condizioni, con un balcone che dà sulla stessa piazza. Vi entro, raggiungo il balcone e vi fisso il tricolore. Ma la bandiera, seppur ben vista sul piazzale, non è però visibile verso le nostre linee, quale invece sarebbe il mio desiderio. Di fronte sta il fabbricato principale della stazione, sul cui tetto si elevano alcuni comignoli. Se fosse possibile salire lassù, quello sarebbe veramente il posto ideale, proprio sulla stazione centrale di Gorizia, ben in vista ai nostri che si trovano verso l'Isonzo. Vedrebbero così sventolare finalmente il tricolore sulla città. Ma vi è un grave ostacolo che potrebbe impedirmelo. Come arrivarci? Infatti il fabbricato è in gran parte rovinato dalle granate. Tenterò ugualmente. Come per miracolo le scale sono ancora praticabili, benché pericolanti. E così poco dopo, in cima al comignolo più alto della stazione centrale di Gorizia, la bandiera italiana sventola nel sole caldo di agosto. Non più mia ora, l'hanno idealmente innalzata su, nel tumulo della battaglia, i presenti, gli assenti, i superstiti, i caduti, tutti coloro che hanno duramente combattuto da San Michele al Sabotino. Ritornano sul piazzale, sono accolto dal più schietto entusiasmo dei miei fanti, in quali lanciano in aria i berretti, al grido di «Viva Gorizia! Viva l'Italia! Viva la Romagna!» Modifichiamo il protocollo, ma volevo tenerti proprio alla mia sinistra. Un grazie, un saluto a tutti voi, un saluto a tutte le autorità presenti, a iniziare da Sua Eccellenza il Prefetto. Sarà l'ultima cerimonia, probabilmente, di questa natura ad Oslavia con la tua presenza, e ti ringrazio. Un grazie ovviamente a tutte le altre istituzioni, grazie alle associazioni combattentistiche di Tarno, grazie al coro Monte Sabotino, ma due ringraziamenti in particolare. Uno, tra le autorità, a un'autorità che per la prima volta è venuta qui a Gorizia, mi riferisco all'onorevole Chiesa, viene da Pavia appositamente per questa cerimonia. Mi fa piacere che sia giunta anche prima, proprio per cercare, come fanno tantissimi, no, direttore Fioretti, tantissimi, per cercare proprio il nome di un proprio parente, di un proprio congiunto. Oggi è la giornata, grazie straordinario al direttore Fioretti e ai tuoi collaboratori, per delle ragioni che aggiungerò in chiusura perché dulcis in fundo. Oggi è una giornata del ricordo e della commemorazione, di una commemorazione. Il ricordo di giornate da ogni punto di vista, nel bene e nel male straordinarie perché parliamo della redenzione, la prima redenzione della città di Gorizia, tanto anelata redenzione della città di Gorizia, che poté realizzarsi solo grazie al sacrificio, alla rinuncia del bene più importante per ciascuno di noi, di loro. Quando ci riferiamo ai 57.201, non sono tutti coloro che hanno immolato la loro vita per la patria, persone che ovviamente non si conoscevano, come ebbi a dire anche nella conferenza stampa, persone che avevano addirittura difficoltà nel relazionarsi con gli altri perché non parlavano in italiano, non parlavano ciascuno il proprio dialetto, scagliati da centinaia di chilometri di distanza, eppure qui, non solamente qui, ma qui scagliati proprio per i sentimenti di patria, per compiere fino all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, il proprio dovere. Questo luogo è il luogo che li ricorda, quasi li celebra, ma è anche un monito
lo scopo di questo monumento sacro alla patria, sacro all'Italia. Certamente è il luogo che raccoglie le loro salme, tantissimi sono quelli che sappiamo essere qui, ma di cui non conosciamo il nome e il cognome, ma lo scopo era anche quello di rappresentare un monito per le successive generazioni, e tra queste c'è anche la nostra, e quelle ancora a venire. A dimostrazione che questi risultati, mi riferisco alla redenzione, mi riferisco alla guerra, portano sempre con sé tragedie, sofferenze, dolore per comunità, per famiglie. Migliaia, decine, centinaia di migliaia sono state le famiglie che in tutta Italia hanno patito questa tragedia, questa sofferenza e questo dolore. Pensiamo, hai ricordato il libro, nel diario della medaglia d'oro a valore militare Aurelio Baruzzi, che ricordiamo tutti con grande commozione, con grandi sentimenti di gratitudine. Frequentava questi posti, lui e anche la moglie, perciò un momento di commozione sempre. Ogni volta che sua moglie veniva qui, comunque erano sempre momenti di grande commozione. E a proposito del monito, consentitemi solamente, e finisco davvero, di porgere anche un ringraziamento a tutte quelle donne e quegli uomini che in divisa in questo momento difendono la pace in tutte quelle località del mondo in cui la pace stessa viene messa a rischio. E da sindaco di Gorizia c'è perciò un pensiero particolare di gratitudine, di solidarietà e di vicinanza a loro e alle loro famiglie, indirizzate alle donne e agli uomini della Brigata Console del Friuli, oggi a difendere la pace, missione di peacekeeping in Libano. È un pensiero, proprio perché sono stanziali nel nostro comune, anche al 13°, naturalmente mi riferisco sempre a tutti gli uomini in divisa, ci mancherebbe, ma ancora di più il 13° reggimento, più volte chiamato a presidiare appunto la pace nel mondo, e perciò due eccellenze nel vero senso della parola del nostro paese, e non soltanto del nostro paese, che hanno sede nella nostra città. Infine un ringraziamento tramite te, tramite il direttore, i collaboratori, per tutti coloro che dal 38 in poi, anno dell'inaugurazione, dal 38 in poi, cioè, tu nel 38 non lo presiedevi ancora, C'era qualcuno. dal 38 in poi si sono succeduti non soltanto su questo sito, ma anche altri siti, altri luoghi del nostro territorio, altri manufatti, che hanno saputo perciò salvaguardare non soltanto i siti, ma anche la memoria e la storia. Guai senza la salvaguardia anche narrativa dei sentimenti, delle ragioni che hanno condotto a tutto ciò, rimarrebbero, ahimè, solamente dei manufatti noti per una nicchia di persone. Questi luoghi devono continuare a suscitare grande emozione, come continuano a suscitarlo, ma sempre un grande monito. Grazie a tutti voi nuovamente. Grazie. Schietto d'onore a tutti. Presentare.
Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, rilanciamo. Sì. Scritto d'onore. Scritto diffuso. Chi volesse, ci sono degli album fotografici che riguardano la storia della Prima Guerra Mondiale in questi territori e non solo. Alcuni ritraggono anche la giornata dell'8 e del 9 agosto del 1916, quindi se volete la direzione del Sacrario di Re di Puglia e di Oslavia concede l'opportunità di poterle consultare, vedere e arricchire quello che è il ricordo e la memoria di questi luoghi. Grazie.